Buonasera, benvenute e benvenuti a questo appuntamento del Festival Edula a Cagliari. Oggi presentiamo il romanzo di Tommaso Avati, Il silenzio del mondo. Ringrazio Tommaso per essere qui con noi e ringrazio la Fondazione di Sardegna che oltre a finanziare il festival ci ospita in questa bellissima sede, e ringrazio la libreria Miele Amaro che laggiù ha il banchetto dei libri. Insomma, è un piacere anche annunciare che il libro di Tommaso è andato in ristampa, quindi è stato anche avventuroso e carambolesco farli arrivare qui oggi, per cui sono anche un po' emozionata perché è da febbraio che stiamo organizzando questo evento. E infine ringrazio Valerio Leonetti che dialogherà con Tommaso. Comincio ad annunciarvi che dopo la presentazione, dopo le domande di Valerio, se ci fossero delle domande da parte vostra potete farle, magari vi chiediamo di venire qua dove Maria Paola sta facendo l'interpretariato in lingua dei segni, in modo da poter essere visti anche nella diretta streaming. Vi ringrazio e lascio la parola a Valerio Tommaso. Grazie. Allora, buonasera a tutti e a tutte, ma soprattutto buonasera a te, Tommaso. Ci tengo a dirti che sono molto contento di avere questa possibilità di farti in prima persona tutte le domande che voglio farti. Prepararti sono tante, cercherò di essere sintetico, anche se non so se ti hanno avvisato, io sono logopedista. Per cui il male del mondo, non il silenzio del mondo, quindi le parole, la logorrea in un'unica persona. Tanto stiamo facendo Dovremmo, sì, non sono loro, io se posso ti tengo qua. Allora, io ho letto il tuo libro credo 4 volte, perché 4 volte ci sono 4 persone dentro me e hanno avuto 4 reazioni diverse. Diciamo che mi reputo una persona molto fortunata perché dico sempre che faccio parte della comunità sorda e quindi l'ho letta, è come se l'avessi letta la prima volta come se fossi Rosa, la seconda volta come se fossi Laura, la terza come se fossi Francesca, alla quarta ce l'ho fatta, l'ho letta come Valerio. È doloroso, è un libro a tratti doloroso, anche per chi non l'ha vissuta sulla prima pelle la sordità, per cui la prima cosa che voglio chiederti è tu, che la sordità la vivi nella tua quotidianità da sempre, per te è stato doloroso scrivere questo libro? Volevo rifarci alla fine, in realtà, a dire questa cosa che sto per dire, perché è una cosa che uno lo capisce dopo che abbiamo parlato un po', dopo che abbiamo raccontato un po', dopo che ho spiegato un po' tante cose, insomma, però la domanda, la risposta è molto semplice, è stato molto doloroso, ma è stato anche contemporaneamente molto catartico, nel senso che io finalmente all'età di 53 anni sono riuscito ad affrontare un racconto, dopo averne scritti 20 versi di tutt'altro genere, che avesse al centro la cosa che a me mi ha fatto più male in assoluto. La mia verità narcisistica maggiore, la mia disabilità. E io, anche se a volte non si capisce, non si vede, io sono sordo, sono nato sordo, ho 2 grosse protesi acustiche che mi aiutano a sentire quasi tutto, però essendo vissuto, cresciuto, avendo passato la mia giovinezza e la mia adolescenza negli anni 80, in quell'epoca lì tutti questi aiuti non c'erano. Quindi ero veramente emarginato, ero veramente isolato. E lo ero non solo a livello sociale, scolastico, amicale, lo ero un po' anche in famiglia. Perché tu non sai che, no, forse tu lo sai, forse lo sai meglio di me. Loro forse non sanno, qualcuno non lo sa, che la sordità, ed è anche la ragione per la quale io ho deciso di scrivere questo libro, la sordità è una disabilità più diversa dalle altre disabilità, perché è particolarmente subdola
non si riconosce subito. E allora fino a qualche decennio fa, un bambino che nasceva sordo non rispondeva agli stimoli sonori dei medici, dei genitori. I genitori, prima di pensare ai medici, prima di pensare che fosse sordo, pensavano che fosse ritardato. Allora non gli rivolgevano più la parola, perché tanto è ritardato. E questo bambino, non ricevendo stimoli uditivi, stimoli linguistici di nessun tipo, né di linguaggio verbale, e meno ancora di lingua dei segni, ovviamente, succedeva che stupido, poverino, lo diventava veramente. Perché non ricevendo stimoli linguistici, il suo cervello non si metteva in moto, non pensava. Infatti il nostro pensiero si articola attraverso il linguaggio. Se a un bambino non viene fornito nessun mezzo linguistico, il bambino non pensa. Quindi ci sono saggi meravigliosi, tra cui quello di Oliver Sacks, che raccontano queste storie, come è andata, come sono stati trattati i sordi nella storia, proprio per questi motivi. Buona parte, grandissima parte dei bambini sordi finiva in case di cura mentale, pur essendo perfettamente sani. A questo poi ti ci voglio portare perché tu hai scritto delle cose a proposito di questo sono molto toccanti, molto crude anche, forse non tutti sanno, forse è bello anche parlarne in questa sede, no? Tirare fuori un po' tutto quello che si sa e non si vuole sapere sulla sordità. Adesso ti vorrei fare un'altra domanda. Allora, forse coloro che hanno letto il libro se lo ricorderanno bene in questo momento, chi non l'ha ancora letto direi che è il caso di farlo, anche perché questo libro si vede letteralmente questo libro, lo leggi tutto con fiato. Uno dei personaggi di questo libro, spoiler, il mio preferito, Rosa, è una signora anziana, è sorda, la figlia partorisce una bambina, tutti sono lì in questo momento di grande attesa, sarà sorda, non sarà sorda, e c'è questo fenomeno che io vivo quotidianamente, ma che mi rendo conto sia difficile da capire quando non si è sordi, cioè la speranza che sia sorda. Quando uno dice no, questa cosa sembra che ha detto una bestemmia, no? Nell'era in cui parliamo tutti di inclusione e disabilità, si arriva a sperare che il figlio sia sordo, ma se tu non sei sordo questo è difficilissimo da capire. Però appunto mentre Rosa è lì che con i suoi sistemi personali è sicura che la bambina è sorda, ad un certo punto le dice ci vuole un altro sordo per riconoscerne un altro. Questa frase, quanto è di Rosa e quanto è tua? Cioè è davvero così? Un utente un sordo lo può vedere ma non lo può mai riconoscere di tutto? No, questa è una frase ovviamente che si riferisce a tutto quello che abbiamo detto prima, no? Il fatto di quanto i bambini sordi fossero poco riconosciuti, però nella storia, però insomma è un'esagerazione, ci sono tante di queste esagerazioni, se possiamo dire così, tra virgolette, all'interno del racconto, che hanno una funzione, come dire, romanzesca, narrativa, aiutano a rendere il racconto più scoppiettante, e però sono comunque anche verosimili in qualche maniera. Oltre a questa cosa qua, ad esempio, a un certo punto c'è una battuta del narratore, in realtà, non del personaggio, che dice che attraverso la lingua dei segni non si può mentire, mentre con la lingua parlata è molto facile mentire. La lingua dei segni sarebbe quindi, secondo Rosa, secondo Laura, la figlia di Rosa, attraverso la lingua dei segni non si può mentire, mentre l'uomo avrebbe cominciato, l'uomo che inizialmente in epoca preistorica avrebbe iniziato a comunicare attraverso la lingua dei segni, e questo è vero, è documentato scientificamente, avrebbe cominciato a ricorrere alla lingua parlata solo nel momento in cui sentiva bisogno di mentire. Ecco, questa cosa qui io me la sono inventata dopo aver letto un po' di saggi, di libri, aver frequentato un po' la comunità dei sordi, però, guarda un po', qualcuno mi ha confermato, qualcuno dei sordi insegnanti mi ha confermato che è vero, e secondo lui è proprio così,
con la lingua dei segni è molto più difficile dire le bugie. Non per niente, anche per c'è un motivo anche in qualche maniera scientifico che forse possiamo approfondire adesso. La lingua dei segni è collegata al fatto di essere, il fatto che loro per comunicare usano le mani e le muovono nello spazio, loro hanno un'attitudine e un'abilità particolare proprio nei confronti dello spazio. Quale spazio si trova? A differenza dell'emisfero sinistro, che è quello che noi usiamo quando partiamo, l'area di vermice e l'area di procaccio. Loro, i sordi segnanti, usano l'emisfero destro, che è quello appunto che si occupa dell'interpretazione dello spazio e però anche di un'altra cosa molto interessante, dell'interpretazione e la comprensione delle emozioni. L'emisfero destro si occupa delle emozioni. Ed è per questo che loro, quando comunicano, sono così espressivi. Perché il loro modo di parlare, di comunicare, di dire, di raccontare, essendo collegato direttamente qua, ha a che fare in maniera molto diretta con le emozioni. Ed è per questo che io mi sono preso questa piccola licenza di libertà di dire che, proprio per questa ragione, loro mentono più difficilmente. Se voi vedete un film che ha vinto l'Oscar come miglior sceneggiatura, miglior film l'anno scorso, che si chiama Coda, c'è una scena di quel film che io non l'ho detto un bellissimo film, devo essere onesto, però c'è una scena che fa venire la pelle d'oca, ed è la scena in cui la protagonista, che è una ragazza sorda, deve spiegare al suo insegnante di canto, che è una persona udente, come si sente quando canta, che emozioni prova. Glielo dovrebbe dire parlando, perché la ragazza non è sorda in realtà, è udente, ma parla la lingua dei segni, quindi potrebbe dirglielo usando un linguaggio verbale. E invece glielo spiega attraverso la lingua dei segni. E lo fa in una maniera che io non so ripetere, perché non conosco la lingua dei segni, ma lo fa in una maniera che io, che non conosco la lingua dei segni, ho percepito perfettamente, esattamente la maniera in cui lei si sente emotivamente quando canta. Mi è venuta la pelle d'oca. Proprio perché? Perché loro hanno questa connessione fortissima con le emozioni. E su questa cosa io scivolo di dritto, rimango su Rosa, perché ti voglio chiedere una cosa. Ad un certo punto Rosa, questa bambina, questa anziana, quando era molto piccola, nasce in una serie di circostanze veramente sfortunate, approda in questa famiglia, quindi viene adottata, famiglia di udenti, non è esposta alla lingua dei segni, è scarsamente esposta alla lingua verbale. A un certo punto però arriva un incontro, quindi finalmente lei incontra una donna che le insegna la lingua dei segni, e c'è questa descrizione bellissima che per me, che ho avuto un incontro molto simile, tra l'altro della stessa età, è veramente emozionante. Cioè questa bambina che aveva tutte le potenzialità di un individuo qualsiasi nella sua testa, non aveva uno strumento per esprimere quello che nella sua testa c'era, all'improvviso arrivano i segni, quindi le cose cominciano ad avere un nome, anche se al posto di una parola compare un segno, quindi la realtà... Comincio a pensare in quel momento. E questa è la domanda che voglio farti, che non vuole essere provocatoria, vuole essere proprio, parliamone, no? Esiste il pensiero in assenza di una lingua? Esiste il pensiero senza una lingua? No, in realtà no. Adesso questa è una domanda per un neurologo, ma in realtà no. La ragione per la quale i bambini non riuscendo a formulare alcun tipo di linguaggio non riuscivano a pensare, quindi il cervello si processava. No, noi pensiamo attraverso un linguaggio che può essere lingua dei segni o linguaggio verbale. Loro, i sordi, tu sicuramente lo sai, sognano in lingua dei segni. E non solo loro. Sognano anche tu. Sì.
Sono le lingue dei segni. Questo dice tutto. Insomma. C'è un momento in cui, te lo chiedo perché, il momento un po' più tragico tra Rosa e sua madre arriva quando lei deve comunicarle che è rimasta incinta. E non ha un modo per dirglielo, perché non è stata mai esposta, nemmeno in lingua dei segni, a dei segni che descrivessero la sessualità. Le parole che descrivessero la sessualità erano un tabù, per cui lei fa un disegno. Diciamo, questo momento tragico in cui la mamma realizza che la figlia è stata di fatto, potremmo dire, abusata, lo capisce attraverso un disegno. E ora ti chiedo, è vero, serve una lingua per pensare, ma forse serve più che una lingua un linguaggio, perché se il disegno è comunque un modo per esprimere quello che qui è molto chiaro, allora forse non dovremmo parlare di vari linguaggi, non per forza di una lingua. Sì, ripeto, sono domande molto tecniche. Io non sono un linguista, non so entrare così in dettagli. Di sicuro in quella situazione, in quella scena di cui tu stai parlando, Rosa conosce la lingua del segno, già. Quindi lei ricorre ad un codice ulteriore attraverso il quale poter comunicare con sua madre adottiva, che non sa la lingua dei segni, quindi il disegno. Va bene. La domanda che ti voglio fare invece adesso è questa. Allora, tu hai scelto di raccontare la sordità attraverso gli occhi e i silenzi delle donne. Che cosa ti ha permesso di fare questa scelta che se avessi scelto degli uomini non avresti potuto fare? Tutto. Te lo chiede un accanito femminista, sia chiaro, però voglio capire. La prima tentazione, dovendo scrivere questa storia, è stata ovviamente, parlando di una questione così che mi sta così a cuore, è stata faccio un personaggio maschile, no? Quindi parlo di me, un bel racconto autobiografico. No, non andava, non funzionava. Proprio, mi sono accorto subito come stavo per entrare nel trabocchetto, nel tranello dell'autocompiacimento, autocommiseramento, che non sono tanto diversi, insomma, comunque del racconto umbilicale, no? Chi racconta le proprie sventure, le proprie sciagure che interessano poi poco gli altri. E mi sono accorto che una donna, invece, con la sua sensibilità, una donna madre, che diventa madre, perché comunque è già per definizione più sensibile di un uomo, perché la donna conosce già storicamente molto più di noi cosa voglia dire essere marginali, cosa voglia dire far fatica a fare tutto, cioè nel suo DNA. Ecco, prendere un personaggio femminile e metterlo al centro di un racconto di disagio, di difficoltà, di disabilità, mi sembrava la scelta migliore. Inizialmente, tra l'altro, io in realtà volevo fare una storia, volevo scrivere un soggetto per un film. Avevo iniziato così. Sei abbandonata questa storia? Adesso te lo dico. Era un soggetto per un film, nel senso che inizialmente la storia doveva essere il racconto di questa Francesca, che è una ragazza contemporanea che vive nei nostri giorni, sorda completamente, che nel momento in cui rimane incinta decide di fare l'operazione, di fare l'impianto cocleare, quella cosa che si fanno, si mettono le borchie qua, si mettono le cose, per poter diventare una mamma completa nella sua ambizione, nella sua speranza. Ecco, quindi sarebbe dovuto essere il racconto di questa ragazza che da ex sorda diventa una ragazza normale, udente, che affronta il mondo esplosivo, colorato, scoppiettante mondo dei suoni, visto attraverso gli occhi di una persona che fino a un attimo prima non poteva sentire. Ok?
Questa era l'idea del film. E di come non sarebbe riuscita a raccontare un impatto così drammatico, no? Con un universo che curiosamente da un momento all'altro sì, ci senti, però ti cambia tutto, completamente. Ecco, questa storia qua, mentre la scrivevo, e per poterla scrivere, leggevo libri sulla sordità, sulla disabilità, sulla storia della comunità dei sordi, mi sono accorto di quanto era bella la comunità dei sordi, di quanto è bella la loro storia, di quanto sono belli loro, di quanto sono sensibili, di quanto hanno un mondo dentro immenso, inimmaginabile, di dolore e di amore, che vanno sempre insieme e che vogliono, che devono in qualche maniera riuscire a farli fuori comunicare. E di quanto sia incredibile anche, soprattutto, il quarto protagonista del romanzo alle tre donne, che è la lingua dei segni. Allora mi sono detto, io non scrivo più una sceneggiatura su una ragazza che è la sorda e diventa udente, io rimango nel mondo dei sordi. Scrivo la storia di tre donne sorde da anni sordi. E infatti ho scritto la storia di Francesca, questa ragazza dei nostri giorni che fa la fotografa e che si innamora di un udente. E prima di andare avanti nel suo racconto ho detto è più interessante andare indietro, andare a vedere chi era la mamma di Francesca, come poteva aver vissuto la disabilità una donna come la madre di Francesca, però non più negli anni 2000 ma negli anni 70-80. E sono più o meno gli anni in cui l'ho vissuta io. E ho scoperto che c'era un mondo diverso, un modo diverso di affrontare la diversità, molto diverso da quello di oggi. Ma non mi bastava. Ho detto voglio andare ancora più indietro. E ho scritto il racconto della nonna di Francesca, la mamma di Laura, che era sorda negli anni 20, in cui, come dicevamo prima, i bambini sordi ancora non erano riconosciuti. E infatti lei è proprio una di quelli. Ecco, quindi questo romanzo ha questa gestazione, questa genesi così un po' particolare, ma che è stata faticosa, perché l'ho scoperta strada facendo, non è stata una scelta programmata, è stata una struttura che ho scoperto strada, tant'è che il primo capitolo, cioè Francesca, il primo capitolo del romanzo, cioè Rosa, la nonna vissuta negli anni 20, è quello che io ho scritto per ultimo. E poi le ho montate tutte al contrario. Però, quindi la costruzione è stata molto faticosa, ma l'unica cosa di cui sono stato sicuro fin da subito, senza ombra di dubbio, è che la protagonista dovesse essere una donna. Anzi, tre. E noi ti ringraziamo di questa scelta, perché, e lo dico da persona che vive tutti i giorni e la comunità sorda e la sordità, ma in generale, ma tu lo dici molto bene nel romanzo, però se è vero che una persona sorda vive profondamente una disabilità in questo paese, ma non solo, una donna sorda nelle due è doppiamente disabile. A proposito di questo, parliamo della controparte, gli uomini. Gli uomini di questo romanzo, parliamo di quelli udenti, sono quasi tutti abusanti, violenti, egoisti, bugiardi. Forse io mi sento di salvare, giusto Martino e Joseph, proprio con le pinze. Martino con le pinze, Joseph con un po' più... Cosa c'è dietro questa scelta? Voglio dire, cioè, sembra quasi che chi non abbia vissuto una sofferenza profonda, nei panni di un uomo, automaticamente sia un candidato allo stereotipo del maschio alfa, con 4 neuroni, che non è in grado di accogliere. È così? Tu vedi così? Sì, l'hai colto, l'hai detto, insomma, ho poco da aggiungere, esattamente così. Ti sei risposto da solo. Martino in realtà ci salva pienamente perché è lo zio di Rosa, è lo zio della ragazza della nonna, insomma, la capostipite.
e mentre ero da solo mattino cieco, reduce dalla prima guerra mondiale, in questo bel problema da affrontare della cecità. Mentre attorno a lui, la famiglia, il fratello, la cognata, eccetera, tutti quanti si muovono e agiscono attraverso un fine, come dire, materiale o economico o anche solo esattamente, proprio molto semplicemente per mangiare. Lui invece è mosso da compassione nei confronti di questa bambina che non può vedere, ma della quale in qualche maniera percepisce la fragilità, in qualche maniera, pur non potendola vedere. Questa scena in cui loro sono tutti e due davanti al fuoco, lui non può vedere, non può sentire, però in qualche maniera riescono a passarsi qualche impulso benefico, sentimento per cui si nutrono a vicenda di questo amore reciproco. Ed eccomi punto. Lui si salva, poi in realtà morirà poco dopo, anche forse non lo dico. No, ormai l'ho detto, fate finta che non l'ho detto. Succede una cosa. Lui si salva mentre gli altri no. E poi c'è un altro personaggio che però, guarda caso, ma guarda caso anche lui ha un problema, perché il fidanzato di Francesca vorrebbe sposare, vabbè, non dico niente, non dico altro, cioè troppo. Comunque anche lui ha un problema fisico, perché se ti ricordi è un problema alla gamba, poi sopra. Lui è un ex disabile. Esatto, sebbene poi si sia adoperato per far sì che il corpo mascherasse, nascondesse. E questa è un po' un'altra cosa che ti voglio vedere. Anche prima hai parlato di origine, il soggetto avrebbe dovuto essere una ex sorda che poi diventa, e andiamo un po' sulle uova, no? Un udente, una meno sorda. Allora io sono uno di quelli, io lavoro in un servizio di otorrinolaringoiatria. Quando per esempio proponiamo l'impianto cocleare e i genitori dei bambini, sai che gli impianti cocleari hanno diverse forme, diversi colori, supponiamo che la bambina abbia i capelli castani, la mamma e il papà di questa bambina, quando mostriamo i vari prototipi, sono tutti orientati e indicati, vogliamo quello marrone, perché si confonde meglio tra i capelli. Ecco, io non sono un grande, io sogno il giorno in cui le case produttrici degli impianti cocleari li faranno gialli, verdi, fucsia, dove è impossibile nascondere la tua sordità. Mi piacerebbe che si arrivasse a questo, no? E ti volevo chiedere questo, cioè, nei personaggi descritti nel romanzo la loro sordità è sempre visibile, ma mai compatita, non c'è una narrazione misera, commiserante della sordità, che io detesto quelle robe tipo sei un supereroe, bravo Tommaso Avati, che nonostante tu sia sordo e scritto un romanzo, queste cose nel 2022 preferirei non leggere mai più. Però ti chiedo a te, tu come l'hai vissuta? Prima quando ti dicevo che ho saggiamente evitato di scrivere di un protagonista maschile, perché sennò avrei rischiato di fare proprio quello che a te piaceva tanto, per questa ragione qua, proprio perché mi rendevo conto che sarei andato a scrivere il racconto, il ragazzino, il poverino, da solo, compagno a scuola, lo prendono per il sedere, non capisce quello che dice la maestra, a casa mamma e papà non si accorgono dei suoi drammi, che stai sì, forse mi avrebbe fatto bene a me dal punto di vista terapeutico, non so, forse sì, però ma forse no, non lo so. Il fatto sta che io ho deciso di fare un'operazione diversa. Io ho deciso di fare l'operazione opposta, cioè di non vergognarmi più della sordità, di farla diventare un orgoglio. Perché la cosa che io ho scoperto, studiando e frequentando un po' loro, è che diversamente da tutti gli altri disabili di qualsiasi altro tipo, loro, o forse anche come loro, non so, però questa è un po' la mia sensazione, loro hanno un orgoglio pazzesco, cioè loro sono un popolo,
con la loro bandiera e la loro lingua e ci tengono e guai a chi gliela tocca. Ma non è per niente questa cosa qua. Questa cosa ha un motivo, ha una ragione molto, molto facile da comprendere, molto logica. Basta pensare che a quello che ho detto prima, cioè il fatto che loro da bambini non erano riconosciuti. Io da bambino non sono stato riconosciuto come individuo. La mia individualità, il mio essere disabile, handicappato, con un problema, è stato negato a una persona che la neghi come persona, di cui neghi l'esistenza, e che vuoi fare diventare qualcos'altro, sviluppa o va in depressione, oppure sviluppa un orgoglio, giustamente. È quello che hanno per fortuna loro, soprattutto quegli insegnanti, quelli che hanno fatto la scelta di imparare la lingua dei segni e di non operarsi. E qui si apre un mondo tra quelli che hanno scelto di imparare la lingua dei segni e non operarsi e quelli che invece hanno scelto di abbracciare l'altro mondo. Io sono un ibrido, io sono una via di mezzo, perché io capisco tutte e due le scelte perfettamente. Non condanno, non critico, non giudico nessuno. Però io non sospettavo l'esistenza di questo mondo fino a quando non ho scritto questo libro. E non sospettavo le ragioni che li hanno portati ad essere così e le ragioni inspiegabili che hanno portato i cosiddetti normo-udenti a calpestare la loro dignità, facendo un convegno, ad esempio, nel 1880 a Milano, mondiale, in cui hanno partecipato tutti gli educatori per bambini sordi del mondo a Milano, e in cui dovevano decidere se dovevano continuare a insegnare ai bambini sordi attraverso la lingua dei segni, che era quella che loro apprendevano in maniera del tutto spontanea e naturale, o la lingua parlata, cioè attraverso la lettura labiale, che è quella a cui ricorro io quando non sento, e attraverso la voce, l'ausilio di una voce che a volte era strozzata, era faticosa, perché non l'avevano mai sentita. Ecco, quegli sciagurati hanno votato che la lingua dei segni dovesse essere bandita da tutte le scuole del mondo. E poi ci si chiede perché hanno questo orgoglio, perché sono così, perché ci tengono così tanto alla loro lingua, perché gliel'hanno portata via. E se tu porti via un mezzo espressivo a una persona, cosa gli rimane? Da un cibo, porti via il pensiero, il cuore, la creatività. E questo ha qualcosa di misterioso, di inspiegabile, perché non si capisce perché i cosiddetti normo-udenti debbano avere fatto questa roba qua. Non si capisce perché dei miei coetanei, io sono del 69, non sono del 1920, ma dei miei coetanei, quando erano bambini come me, e avevano dei genitori udenti come li ho avuti io, e grazie a Dio riuscivano in qualche maniera a imparare qualche gesto della lingua dei segni. I loro genitori gli legavano le mani dietro la schiena, legavano le mani per impedirgli di usare quella lingua lì, perché loro la odiavano, perché loro non la capivano. A me fa piacere che tu conservi lo stupore negativo di questo, però ti dico, da persona che purtroppo o per fortuna fa parte della comunità scientifica, così come della comunità insegnante, ti dico che non mi stupisce per niente, perché i primi responsabili siamo noi. Quando un medico fa la diagnosi di sordità, è la prima cosa che dice a quella famiglia è: mi raccomando, no lingua dei segni, altrimenti poi non parla. Da lì in poi è morto, è tutto, abbiamo deciso il lutto, abbiamo deciso l'approccio alla società, Ma non solo, io parlavo qualche tempo fa con una tua collega e mi ha rivelato una cosa che poi non stupirà neanche questa, ma le famiglie con dei bambini sordi si dividono in due gruppi, quelle che intervengono e quelle che non intervengono, che se ne fregano. Ecco, le famiglie borghesi
altolocate, quelle di ceti superiori, sono quelle che se ne fregano molto più tranquillamente. I bambini che venivano dalle famiglie più umili erano quelli molto più seguiti. Confermo. Questo è purtroppo un dato abbastanza diffuso, ma è così, è proprio così. E secondo me qui il cane fa parte delle cose che avrei voluto chiedere, le abbiamo dette quasi tutte, però ti voglio fare questa domanda. C'è un momento che mi ha fatto sorridere, ma era divertente, ma anche tenero. Quando Francesca, forse il suo un po' se lo sentiva, però decide di andare a trovare il suo vecchio amico di scuola Daniele, che nel frattempo da claudicante, un po' minghellino, di cui comunque era innamorata già quando era bambina, è diventato un uomo elegante, palestrato, bello, quindi forse un po'. No, voglio dire dopo il matrimonio, quindi c'è un momento in cui lei deve andare a consegnare l'album delle foto, perché è stata lei la fotografa del suo matrimonio, e decide di mettere una maglietta sulla quale c'è scritto I know sign language, what is your superpower? E poi insomma succedono delle cose, no, in questo incontro. Allora io ti voglio chiedere, è un tema molto dibattuto, tu l'hai detto, no? In questo concetto di orgoglio c'è un artista sordo che è stato anche è un linguista, un ricercatore che si chiama Patti Ladd, che forse conoscerai bene, ha creato, insomma, ha coniato questo termine, il deaf game, cioè il vantaggio di essere sordi. E allora io ti voglio chiedere, per te qual è stato il vantaggio sul mondo, no? Nell'essere sordo? E qual è, secondo te, un po' per tutti i sordi questo vantaggio? Allora, la lingua dei segni ha una serie di vantaggi e di superpoteri che molti non conoscono, e io stesso non conoscevo fino a che non ho scritto questo libro. Anche quelli che non parlano la lingua dei segni, essere sordo, non poter sentire, ti spinge naturalmente, istintivamente a sviluppare altre forme di attenzione. Io ho imparato ad osservare molto attentamente le persone, potendo udire, stando sempre, e qui facciamo un po' di finto, però stando sempre un po' distratte, essendo quello che non riusciva a inserirsi nei discorsi, eccetera, io osservavo molto, da lontano io guardavo. Questa forma di osservazione è una cosa che hanno tutti i sordi ed è una sorta di marcia in più, perché tante volte capiamo delle cose semplicemente attraverso il linguaggio non verbale. La cosa che dicevo prima... Posso dire che questa punta di vittimismo ogni tanto ci vuole, che ne abbiamo un po', no? Basta questi super sordi che possono fare tutto. La cosa che dicevo prima dello spazio, l'uso che fanno loro dello spazio, è molto importante. Pensate che la lingua dei segni viene definita differentemente dalla lingua parlata, una lingua tridimensionale. Perché? Vedete lo spazio entro il quale la nostra amica sta muovendo le sue mani? Quello si chiama spazio segnante, è più o meno mezzo metro cubo di aria dentro il quale si muovono le mani. Allora, il racconto che, non quello che sta traducendo lei, ma il racconto che fa un sordo, quando racconta qualche cosa ad un suo amico sordo segnante, differentemente dal linguaggio che usiamo noi quando parliamo, non ha l'andamento lineare della prosa, è un continuo avanti e indietro, avvicinarsi, allontanarsi, spostamenti di punti di vista e inserimenti di scene del passato o immagini del futuro, all'interno sempre di quella spazio segnante dove lei muove le mani e dove il minimo per noi impercettibile, insignificante movimento delle mani, ma per loro utilissimo, significa che sta parlando uno piuttosto di un altro.
e il punto di vista viene avvicinato proprio come se fosse l'occhio di una macchina da presa. Le mani di un sordo segnante sono come un occhio di una macchina da presa e lo spazio in cui le muove viene definito come una sorta di sala di montaggio cinematografico. Questa è la bellezza e la tridimensionalità di un linguaggio poliedrico in cui entra tutto. A proposito dell'uso dello spazio, no? Dello spazio scenico, quando Laura perde il padre prima e la madre poi, Domenico, suo marito, Udente, che in una fase iniziale, io dico sempre nella fase esotica, si era fatto affascinare dalla lingua dei segni, la presa, si capivano. A un certo punto però Domenico prova un certo disprezzo per il modo in cui la Lis consente di vivere il lutto a sua moglie. E viene descritta questa sofferenza perché nelle parole, no, se io dico, mi rivolgo a mia madre che fonda, l'ho detta, quella parola l'ho detta, dura un attimo, sparisce. Mentre il segno mi costringe a palesarla, a devo posizionare nello spazio, devo vedere lì e lei, le voglio bene, mi manca. Allora, questa modalità di vivere il lutto attraverso una lingua che la rimaterializza, nel libro si dice particolarmente sofferta, particolarmente dolorosa. E allora ti voglio chiedere, davvero il segno impedisce di salutare coloro che amiamo o piuttosto ci aiuta a ritrovarli nel nostro corpo durante la vita? Mamma mia. Bravo detto, Ma tu sei troppo scienziato, fare delle domande troppo intelligenti, io non sono così intelligente. Io ti aspetto da un anno, io ti aspetto da quasi un anno. Dovevi dire prima. Io farò studiare tono perché però sto cavolo, è una domanda bellissima. Te lo dico perché a me capita, è vero, cioè, ci sono la comunità di Cagliari, segnante, ha perso durante la pandemia, come tutte le comunità d'Italia, tanti sordi, segnanti. Per me, anche solo poter segnare quel segno nome di cui tra poco parleremo, poterlo anche solo rievocare, no? Nello spazio, più che un dolore è una fortuna grande, come se lo potessi accarezzare, come tenerlo vicino, non è davvero andato via. Però è ma infatti io sono convinto che sia così. Io quando scrivevo quella scena ero convinto che fosse così. Il senso della scena, infatti, è proprio ancora in quella sorta di avversione che hanno i normodenti nei confronti di qualcuno che ha qualcosa di più. Cioè, capito? Suo marito gli stava sul cazzo che lei potesse lavorare tutto in maniera migliore di lui. Cioè, questa è il senso. In un'intimità in cui lui non ci fosse, o in un'intimità in cui lui non ci fosse, perché non c'è mai voluto entrare. Sì. Quindi anche quella sorta di senso di esclusione, no? Non fanno stacci tutti, io però voglio dirti una cosa importante. Sì, ci stanno cacciando, abbiamo 10 minuti, io verrà qui, bugiato. Esatto, allora facciamo una domanda al pubblico, ma una è l'ultima che voglio dire. Innanzitutto ti voglio chiedere, tu ce l'hai un segno nome? Tu ce l'hai un segno nome? No. Cioè tu che hai scritto un libro così, la No, comunicazione una volta ti ha dato un nome? Sì, me l'hanno dato una volta per i capelli, non ho fatto così. Ok, te lo chiedo perché forse non tutti lo sanno, però tra le meraviglie della lingua dei segni c'è questo concetto, no, di segno nome. Che cos'è? È il nome che è un segno che descrive me e me soltanto, cioè due Valerio è molto improbabile che avranno lo stesso segno nome, quello sono io, è più identitario del nome, della parola Valerio, perché Valerio quanti ce ne stanno nel mondo, ma questo sono io, peraltro questo nome segno è proprio improbabile, è difficile che si usino due mani, no? Perché questo vuol dire Marocco, siccome quando ero un po' più giovane ero veramente al mare, quindi avevo i capelli, giuro, gli orecchini, la barba,
stata facile la sintesi, no? Lo stereotipo. Però nel libro ci sono tanti personaggi che appunto hanno il loro sognome. La babysitter che, passando il termine, culona, no? C'è Rosa che a un certo punto non la sopporta più, dice ma io sono la nonna, questa me l'avete messa in casa, ma chi lavora a portare poi questa culona, quindi anche la dignità del nome, no? Fabrizio Zucchina perché viene da una famiglia di verdurai, Matteo Faccia perché fa un sacco di espressioni, Gabriele Occhi perché sì, è l'omosessuale deve avere gli occhi azzurri, Francesca Blu perché sì, Daniele Sorriso, e allora volevo dire una cosa forse divertente, che un aneddoto, no? Noi qua siamo ospiti di Liberos, che è un gioco di parole che ha voluto il gruppo, diciamo, capitanato dalla Francesca Casula, che in sardo vuol dire liberi, ma vuol dire anche liberi. E a me ha sempre colpito un aneddoto, cioè io ho seguito per tanto tempo un ragazzo sordo a lingue, è arrivato in Italia senza una lingua e quindi ha sospeso questo momento di acquisizione della lingua e ha preso tardivamente la lingua dei segni italiana. E tu sai che non mi segno non si può dare così, no? E oggi mi sveglio, c'è una regola, va tramandato da una persona sorda a un'altra persona sorda. Io sono una segnante. Ma Liberos non aveva un nome segno, come lo dico? Devo scrivere, no? Liberos. E invece questo ragazzo, quando ha capito questo gioco di parole, ha coniato questo segno. Un libro che si libera nell'aria. Parlate in favore di camera. C'è l'interno perché è molto più autorevole di me, però. E allora ti volevo chiedere, c'è una persona nel libro che non ha un segnonome, che è Rosa. Se tu, dato che ne hai facoltà, sei una persona sorda, se tu dovessi scegliere un segno per lei, un segnonome, quale sceglieresti? Pur sapendo che so bene che la lingua dei segni la conosci poco, però non la conosco affatto, in realtà, io purtroppo non la conosco. O cosa vorresti che rappresentasse il suo nome? Ma io è molto semplice per me, perché io, essendomi ispirato alla figura di mia nonna, per una Rosa che non era sorda per niente, però Era sopra nel cuore. ha avuto un ruolo fondamentale nella mia vita, ecco, per me è nonna. No? Nonna. Quello sarebbe, lei è la nonna universale. Grazie Tommaso. Io cedo volentieri il microfono a chiunque voglia domandare a Tommaso. Siate timide. Esatto, avete sentito? Ce l'abbiamo. Vengo io. No, fermi tutti? Sulla fila. Diamo il microfono. Fatelo stare. Allora, il mio nome segno è Gianfranco, sono il presidente provinciale dell'ENSE di Cagliari. Volevo fare una domanda. Tommaso ha avuto un padre famoso, quali sono state anche le difficoltà rispetto al fatto di avere un figlio sordo? Ecco, volevo chiedere questo. Diciamo che mi viene un po' istintivamente da ripetere quel dato statistico di cui parlavamo prima, per il quale nelle famiglie agiate, quelle un po' meno agiate, no? La differenza in cui sono stati trattati questi problemi, questi bambini. Io venendo da una famiglia molto distratta, perché per ovvie ragioni, sono stato un po'... Me la rivendo questa, me la rivendo per descrivere la mia famiglia, mi è piaciuto. Quindi ecco, non mi ha agevolato, ecco, diciamo questo. Posso prendere. Il potere della diplomazia dei sordi. Pensa se avessi detto lingua dei segni.
Allora, c'era in fondo la domanda, mi avvicinano il microfono. Una piccola domanda. È il suo primo libro? No, signora, è il terzo. In precedenza io in realtà sono un autore di sceneggiature. Ricordo che Non c'è. allora, quello che lei sta dicendo adesso, sì, io ho letto un'intervista su lei sul giornale. Volevo chiederle come mai ha messo su questo libro tutto ciò che riguarda i non udenti. Nel senso che è vero che si possono trattare molti argomenti. Lei ha detto una cosa, che non ha mai imparato, cioè non è andata a scuola per imparare il segno dei gesti. Sì. Perché? Domanda. Nonostante il tutto, è riuscito a riportare un libro che io non ho letto e ho sentito all'intervista che le è stata fatta. E ripeto, era un qualcosa che aveva dentro e voleva esternare sul libro per poter darne conoscenza a tutti. Cioè, questo libro è stato fatto per evidenziare una situazione che lei giustamente ha detto per tanto tempo non sono stati dati gli studi giusti, o perlomeno non è stato dato l'insegnamento dei gesti e di poter né avere sentimenti né avere niente di tutto questo. Ripeto, questo libro l'ha fatto, a parte che penso che forse ne hanno fatto qualche altro, io non ho letto niente di questo. Ripeto, quello che lei ha scritto su questo libro era per evidenziare e per cercare di aprire la testa a tutti quanti riguardo una situazione di questo tipo, dove, ripeto, i ragazzi non venivano educati e lei lì ha inserito sì diversi argomenti, eccetera. Sì. Allora, mi sembrava di averlo già detto all'inizio, ma comunque non c'è problema. Io ho scritto il libro perché volevo, dopo tanti anni di scrittura di altre cose, raccontare una storia che riguardasse questo handicap, questa mia difficoltà, questa mia disabilità. Perché non abbia studiato la lingua dei segni? Perché non me l'hanno insegnata. Perché i miei genitori non gli è venuto in mente non solo di insegnarmi a andarmi a scuola, ma nemmeno di farmi mettere le protesi. Io sono stato protesizzato a 15 anni. Il libro sui sordi, sulla sordità, lo ripeto, non è tanto per raccontare, parlare di me, del mio problema, di come ho affrontato io la sordità, che c'entra poco con la storia che ho scritto. È un libro per loro, cioè per raccontare la loro storia, per raccontare la loro vicenda. Perché se voi ci fate caso, ci sono un'infinità di personaggi, protagonisti, attori, libri, film con ciechi, paraplegici, gente sulla sedia a rotelle, autistici, e sono tutti eroi. Sono addirittura i supereroi ciechi, sono i supereroi paraplegici nei film della Marvel. Non ce n'è uno sordo, non c'è. Non c'è un bel film, adesso l'hanno fatto. Adesso perché finalmente esistono i produttori sordi, ma se non ci fossero quelli, e tu lo sai bene, è un problema finanziare un film. Ma vorrei dire pure, cioè, grazie che esisti, eppure perché esistono anche pochi scrittori e scrittrici sordi e sorde, e non solo in questo paese. E questo è un problema enorme, perché forse dovremmo... Ma loro hanno la loro cultura, loro hanno i loro autori, hanno i loro scrittori, ma non lo sa nessuno.
non lo sa E questo nessuno. anche grazie, Entula. La lingua dei segni, se voi andate a aprire l'enciclopedia britannica oggi, la lingua dei segni viene descritta ancora come una lingua molto meno precisa, molto meno fluida della lingua parlata, che consiste grosso modo in fare disegnini nell'aria. Vi rendete conto di quanto può essere offensivo per uno che attraverso questa lingua dei segni dice tutto e riesce a dire tutto, perché la lingua dei segni, con la lingua dei segni, loro possono fare la poesia, possono fare il ritmo, possono fare qualunque cosa. E le lingue dei segni non ce n'è una, due o tre nel mondo, ce ne sono un'infinità. Intanto ne scoprono una nuova. Raccontavo prima a Francesca, hanno scoperto, credo proprio l'anno scorso, 2 anni fa, la lingua dei segni, una lingua dei segni hawaiana, di cui non sospettavano l'esistenza. Quindi è un mondo, un universo sconosciuto, meraviglioso, incredibile, molto sottovalutato. E il motivo per cui ho scritto questo libro era che mi sembrava che non ci fosse storia più bella di questa, di raccontare come all'interno delle nostre città, addirittura delle nostre stesse case, delle nostre stesse famiglie, vivano a volte delle persone che vivono in mondi diversi. E quelli che siamo abituati a considerare a volte con un po' altezosità, con una insufficienza, sordi, in realtà sono un po' meno, sono un po' di più di quello che pensiamo. Purtroppo la Casula ci fa dei gesti che non solo la lingua dei segni, ma assicuro che sono universalmente comprensibili. E quindi ci dobbiamo salutare. Grazie di nuovo, è stato molto bello. E grazie a tutte e a tutti per essere venuti. Buona serata. Aggiungo che Tommaso sarà felice di firmare le dediche al suo libro. Vi annuncio i prossimi appuntamenti del Festival Entula a Cagliari, il 5 ottobre con Marco Magnone alle 19 in via Montesano 28 alla Laboratorio 28 presenteremo La guerra di Celeste, e l'11 ottobre proprio qui in questa sala il nuovo romanzo di Cristina Cavoli, che esce proprio l'11 ottobre, quindi se avete compilato il questionario che vi abbiamo distribuito e lasciato la vostra email, riceverete anche l'informazione al vostro indirizzo. Grazie.